Buongiorno e ben ritrovati a questo appuntamento con Linea Diretta insieme all'FNP CISL Veneto. Questa è la prima di 2 puntate dedicate alla sicurezza degli anziani. Oggi si parlerà di violenza, mentre poi il 21 ottobre si approfondirà il capitolo delle truffe agli anziani. Lo faremo oggi, parleremo oggi con gli ospiti in studio. Vado subito a presentare Ferruccio Balest, segretario regionale dell'FNP CISL. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Vittoria Brentegani, invece segretaria regionale dell'FNP CISL, buongiorno. Buongiorno a tutti. E ovviamente saranno presenti anche le forze dell'ordine, oggi la Polizia di Stato con il commissario capo Pasquale Scognamiglio, vice dirigente della sezione volanti della Questura di Padova, l'ufficio di prevenzione generale e soccorso pubblico. Buongiorno. Buongiorno. Intanto andiamo subito a contestualizzare l'argomento di oggi, dicevamo sicurezza per gli anziani, si parla di violenza, una violenza che spesso fa fatica ad emergere perché è una violenza che si cela tra le mura domestiche o ancor peggio nelle strutture che dovrebbero prendersi cura dell'anziano, e quindi vado subito a chiedere a Ferruccio Balest cosa rende l'anziano un soggetto fragile, perché c'è da dire innanzitutto questa cosa, che l'anziano viene colpito e preso di mira proprio perché è un soggetto fragile. Questo è uno dei problemi che sempre di più la nostra società dovrà affrontare. Che cosa porta la fragilità dell'anziano? Questo è un tema che è lungo quanto la storia dell'uomo. Noi nel Veneto, ma credo che si possa allargare anche nel contesto italiano, i dati dicono che il 20-25% delle persone ultra 65 anni soffre di qualche fragilità, ovvero questo cosa significa? Per parlarci insomma, perché tutti capiscano, l'anziano, la persona porta e diventa fragile quando non ha più punti di riferimento certi. Allora, tutti quanti diciamo, io non vedo l'ora di andare in pensione, giustamente, come dicono anche i giovani. Bene, andare in pensione è un traguardo molto importante nella vita perché ci si dedica alla famiglia, ad altre questioni, è un tempo liberato, però ricordiamoci che è anche una perdita di ruolo, una perdita di identità, a prescindere da quello che si faceva prima. Non sono solo i ruoli dirigenziali che perdono un pezzo della loro storia, della loro vita, della loro esperienza. Quindi ecco che si entra in una condizione per cui se non ci si dà delle motivazioni nuove, degli obiettivi nuovi, ecco che questo anziano comincia ad avere qualche problema di disistima. E questo è uno degli aspetti. Poi c'è l'aspetto della propria cultura, della propria storia, della propria professione e infine anche del proprio reddito, perché anche questo porta ad emarginarsi, all'emarginazione, a non poter più far fronte a quelle che sono le proprie esigenze. Ecco che quindi a fianco di questo, ecco perché dicevo che il problema è lungo quanto la storia dell'uomo. Quindi bisogna vedere il proprio contesto sociale, il proprio contesto familiare, come si affrontano questi temi e come uno si fa un progetto di vita dopo la pensione. In particolare anche le donne sono ancora un soggetto un po' più fragile e perché magari spesso dipendono dal marito, stiamo parlando delle donne anziane. Ecco, questo è un altro aspetto molto molto importante e spesso sottaciuto, non considerato proprio nella sua complessità. La donna, oltre ad avere, come diceva Ferruccio, tutte le fragilità della persona anziana, è una persona che vive di più, vive ancora più a lungo, la vita si è allungata soprattutto per la donna. La donna over 70 anni è spesso vedova nel 70% dei casi. Oltre gli 80 anni il 78-80% dei casi, vediamo questi casi in cui la donna è vedova, quindi sola, ha un reddito sicuramente inferiore a quello dell'uomo. Spesso
ha anche problemi di salute che si prolungano nel tempo, perché la donna resiste di più. Se un uomo, un maschio, resta infermo 2 anni, noi vediamo con una malattia invalidante la donna che sopravvive per 5 anni. Quindi è ancora più sola, è ancora più povera, e però abbiamo un aspetto positivo: la donna che è nonna si occupa più a lungo dei nipotini, si dedica molto alla famiglia, questo la tiene in vita, la tiene più in forma, ma capita che l'allungamento della vita la fa allontanare spesso dalla famiglia, viene ricoverata in una struttura pubblica, magari ha la badante in casa. Ecco, queste sono situazioni di ulteriore fragilità che noi vediamo nella donna anziana. È ancora più debole, insomma. Parlavamo di violenza che spesso è una violenza domestica, perché le famiglie stesse non si occupano dell'anziano e viene a volte abbandonato. Ci sono dei casi in particolare che voi seguite o che siete venuti in contatto? Sì, guardi, io per il mio lavoro sono anche recapitista nella FNP CISL, cioè è la presenza del sindacato dei pensionati sul territorio, dove si ricevono gli anziani, le famiglie, eccetera. Sono venuta a conoscenza di casi di persone, di anziane emarginate, perché la famiglia non provvedeva in modo adeguato ai loro bisogni, e quindi attraverso i servizi sociali sono emerse queste situazioni di grande abbandono. A dir la verità non sono molto frequenti, però ne ho riscontrato lavorando sul territorio, perché grazie a Dio nel nostro Veneto c'è ancora questa civiltà, diciamo, di attenzione agli anziani da parte dei figli e da parte anche di una rete di volontariato che va sul territorio, le parrocchie, varie forme di volontariato. Io so per esempio che la mia parrocchia visita settimanalmente i malati, ed è proprio la parrocchia in situazioni di abbandono che segnala alle istituzioni, magari al medico curante o agli assistenti sociali, particolari bisogni. Sì, lei ha detto giustamente in Veneto, tutto sommato, grazie al volontariato, e ci sono anche delle strutture, delle buone strutture che curano l'anziano, però capita spesso di trovarsi di sentire anche con la cronaca di strutture di pensionati che vengono maltrattati in queste strutture. Fortunatamente però, diciamo, in Veneto è un fenomeno piuttosto contenuto. Esatto, casomai ci sono carenze strutturali, in quanto adesso le strutture sono a corto di personale e magari per il pranzo, la cena non riescono ad accudire tutti gli anziani, però c'è anche lì una rete di volontariato che va veramente ad assistere gli anziani ricoverati in queste strutture durante i pasti, per esempio, e sono forme di volontariato veramente utili che danno proprio la misura dell'attenzione a queste persone. Signor Balès, quanto è importante che sia forte la rete sociale e quindi per far emergere anche gli episodi di violenza? Quanto la comunicazione tra i vari enti che si occupano dell'anziano è? Direi che è essenziale. Comunque ricordiamoci che la rete sociale prima di tutto parte dal primo tassello, dalla prima pietra di ogni casa che è la nostra società, e che è la famiglia. Se la famiglia c'è, esiste, siamo quasi in sicurezza. Oggi purtroppo la famiglia è diversa da quella di un tempo, questo lo sappiamo tutti, la famiglia patriarcale non c'è più, oggi c'è la famiglia liquida, solida, allargata, ciò vuol dire i punti di riferimento, come dicevo prima, cominciano a mancare. E allora, prima di tutto bisogna che la famiglia si prenda la responsabilità non solamente dei bambini, ma anche di quelli che li hanno allevati e che oggi sono loro che hanno bisogno. Quando diventano in stato di bisogno, allora cominciano i problemi, perché fin tanto che sei nonno vigile, vispo e tranquillo e arzillo, sei utile alla società, sei utile alla famiglia, ti fai il proprio progetto di vita.
Quando cominci ad avere tu bisogno, a non essere più autonomo, ti senti insicuro, comincia, come dicevo prima, fino a cadere nella depressione, non diventa un problema per tutti. Prima di tutto la famiglia. Poi il secondo salto, ci sono le istituzioni che debbono darmi i servizi sociali, eccetera, le cure che non sempre sono presenti all'altezza. Ecco, sentiamo intanto una telefonata, magari poi riprendiamo la questione. Buongiorno. Buongiorno, sono Stefano da Treviso. Io ho dei genitori anziani, cosa posso dire? Io sono in ansia un po' per loro perché tutto il giorno sono da soli. Come mi devo comportare? È una domanda. Allora, prima di tutto bisogna vedere il contesto dov'è. Ecco, come dicevo prima, se la famiglia c'è, se non c'è e ha altri problemi, allora bisogna capire intanto di che tipo di famiglia si tratta. Allora, normalmente, presumo, sia una famiglia che ha 2 persone anziane, qualche volta anche 4, ecco, e moglie e marito che debbono andare al lavoro. Qualche volta il figlio è unico, qualche volta no. Qualche volta magari mettersi d'accordo fra più figli diventa ancora più problematico, qualche volta invece ci si mette d'accordo. Ecco, cosa vuol dire fare famiglia? Vuol dire che quando c'è un anziano fragile, una persona che ha bisogno, mettersi attorno a un tavolino tutti e suddividere, come si dice, i problemi. Perché ho visto che è molto più difficile suddividere i problemi tenendo conto poi di tutti i nuclei familiari che hanno già i loro, addirittura paradossalmente di quando il genitore era attivo ed era lui che manteneva tutta quanta questa famiglia, ce l'aveva sulle spalle. Quindi, come dire, anche questo è un segno di attenzione. Allora io non riesco a dare una risposta se non capisco e se non so, però parlando in generale bisogna che la famiglia si ritrovi, quella che c'è, la rete parentale e amicale si ritrovi, facciano, come dire, un problema, diventa un problema comune e si tenta di risolverlo con le istituzioni e lo si fa diventare un problema comune. E qui rientra l'altro problema, che quando non ce la faccio più io, deve l'assistenza domiciliare integrata o non integrata, la casa di riposo che oggi si chiama centro di servizio, com'è e quanto costa e chi paga, la badante con tutti gli sportelli che deve darmi, e anziché il fai da te, una sicurezza di chi arriva in casa. Ecco, poi magari approfondiamo anche il discorso, quindi bisogna badanti. capire un attimino com'è il contesto. Quello che deve fare quel signore è intanto vedere chi è la famiglia allargata, non solo io e non solo la mia, e dopodiché, se non ce la faccio io, mi rivolgo all'assistente sociale, la quale mette in moto tutto quanto il sistema, perché tutti quanti assieme bisogna farlo, non delegare uno all'altro o addirittura scaricare il problema uno sull'altro, se no non si va da nessuna parte. Anche proprio per il problema di far emergere questi episodi di violenza, anche per voi delle forze dell'ordine è importante l'attenzione sociale al rapporto delle varie sentinelle che ci sono nel territorio. Sì, è fondamentale. E come dicevano gli altri ospiti, il nucleo fondamentale è la famiglia, da lì parte tutto, ma naturalmente non può essere non sufficiente, soprattutto perché molte di queste persone appunto vivono da sole. Ci sono dei casi di cronaca che hanno caratterizzato Padova che hanno fatto emergere proprio questo dato. Persone che vivono da sole, prive del nucleo familiare di base, naturalmente sono persone particolarmente esposte. E quindi quello che noi definiamo attenzione sociale è qualcosa che riguarda non solo quindi la famiglia, non solo le istituzioni, ma anche tutti quegli altri enti che in qualche modo entrano a contatto con l'anziano. Faccio ad esempio riferimento agli istituti di credito. Spesso appunto l'anziano è solito fare delle operazioni bancarie o operazioni di prelievo rutinarie, laddove appunto ci siano dei segnali che appunto dimostrino un tipo di attività che è diversa da quella ordinaria. È bene che appunto questa notizia non resti nel dimenticatoio, non ci sia indifferenza da parte di questi organi. E quindi
sotto questo punto di vista è fondamentale l'aiuto di tutti coloro che entrano in contatto con gli anziani. E poi, appunto, come si diceva prima, il ruolo delle istituzioni, che naturalmente per quanto riguarda le forze dell'ordine è un ruolo che può essere di supporto o comunque intervenire magari quando già è troppo tardi. Però anche in questo caso la prevenzione può essere fondamentale e ci sono vari modi per fare prevenzione. In particolare c'è per esempio da segnalare su Padova, sulla realtà padovana, quella che è il progetto portato avanti dal Comune e che naturalmente però poi interessa le forze dell'ordine. Faccio riferimento al progetto Over 75, ovvero proprio per arginare questi fenomeni si è pensato di fare un censimento delle persone ultra 75 anni, che però non sono seguite dai servizi sociali, in modo tale che questo censimento ci dia una fotografia di quella che è la realtà padovana, in modo tale che laddove appunto emergano delle situazioni di pericolo, di rischio, possano essere segnalate alle forze dell'ordine che tempestivamente possono avviare delle attività di contatto preliminarmente o attività vere e proprie di indagine, appunto per scongiurare i pericoli che possono verificarsi. Ecco, in particolare prima abbiamo sentito un episodio raccontato dalla signora Vittoria, ma anche la Polizia di Stato è intervenuta in un fatto di cronaca che era accaduto a Padova, che ha colpito soprattutto per la violenza a cui era sottoposto questo anziano, raggirato da una banda di romeni che si erano insediati nella sua abitazione, ed è stato un episodio che ha fatto fatica a venire alla luce proprio perché l'anziano viveva da solo e pochi si erano accorti di quello che stava accadendo. Sì, è un fatto che è venuto agli onori della cronaca in risalto nel febbraio del 2013. In particolare anche gli operatori che si sono occupati poi di questa vicenda sono rimasti molto colpiti. E si trattava appunto di un uomo anziano del 36 che era completamente privo di rapporti familiari. Cioè quindi viveva completamente da solo, aveva dei problemi anche di natura fisica legati all'età e da quello che è emerso aveva un forte bisogno di un contatto di natura umana. In particolare è emerso che nei vari atti di indagine l'uomo aveva avuto un contatto con 2 rumeni semplicemente per il fatto di non mangiare da solo, praticamente per poter chiacchierare con qualcuno, aveva avvicinato questi rumeni che naturalmente avevano carpito la buona fede dell'anziano, sono riusciti addirittura a entrare in casa dello stesso, restarci per svariati mesi, fargli fare dei prelevamenti bancari per oltre 10.000 euro e addirittura spingendola ad assumere sostanze stupefacenti proprio per diminuire, anche se non c'era bisogno, ancora di più le difese di questa persona, e quindi abbiamo trovato questa situazione di estrema violenza e degrado. Se si pensa anche che le stesse persone hanno più volte percosso l'uomo quando lo stesso in qualche modo cercava non di reagire, ma semplicemente di tentare di contraddire quello che erano gli ordini che gli venivano dati. È stato fondamentale nella soluzione di questo caso, che appunto si è concluso con l'arresto di questi due rumeni, l'apporto, come dicevo prima, l'attenzione sociale da parte di alcuni soggetti che in qualche modo avevano un contatto con questa persona. E parlo di alcuni dipendenti della banca che si erano accorti appunto di movimenti bancari troppo frequenti, strani e che non rientravano nell'ordinario dell'uomo. Quindi poi ci sono arrivate delle segnalazioni ai poliziotti di quartiere che hanno contatti con la comunità, poi la squadra mobile ha avviato delle indagini molto più incisive e quindi si è scoperto appunto di questa situazione di estremo degrado, di estrema violenza portata a termine nei confronti di un uomo solo. E quindi davvero è stata una grossa soddisfazione portare a termine questa attività,
dall'altro lato è stato scoprire un nervo che la società ha lasciato appunto non tutelato, scoperto, e quindi ci ha fatto particolarmente piacere concludere questa attività in maniera positiva. Ecco, come si deve fare per evitare questi episodi, perché l'anziano non sia lasciato solo, quindi anche voi quali iniziative riuscite a mettere in campo proprio per raggiungere tutti questi anziani, perché poi è difficile proprio trovarli, anche farli uscire dalle case? Ecco, guardi, noi come sindacato CISL Pensionati abbiamo istituito nei nostri territori il segretariato sociale. È una forma diretta proprio di assistenza. Prima ho sentito la telefonata di quel signore, anche da noi c'è un numero di telefono dove i nostri pensionati, i nostri anziani possono telefonare e ricevono una risposta, una guida nelle loro difficoltà, a volte per quanto riguarda la pensione, l'INPS, tutto quell'aspetto burocratico che comporta insomma l'essere anziani e non poter più da soli svolgere determinate cose, per esempio andare all'ufficio postale, andare alla USL, al distretto, eccetera. Noi guidiamo queste persone in modo che non perdano tempo inutilmente e sappiano, se vanno in ufficio, cosa devono fare. Però non solo questo, a volte gli anziani non sono in grado di recarsi all'ufficio postale, di recarsi al distretto, allora li facciamo veramente contattare da volontari che offrono il trasporto. E quindi c'è il volontario che va a casa, lo accoglie, lo porta sul suo mezzo al distretto e poi lo riaccompagna a casa. Questo è un modo per essere veramente vicino alle persone anziane non più in grado di compiere determinate cose, insomma, determinate. Ecco, poi magari più l'anziano è controllato, più si può intervenire in maniera tempestiva, e qui c'è il collegamento, magari poi sentiamo entrambi, sia il signor Ferruccio che anche per quanto riguarda le forze dell'ordine. Quando si agisce con tempestività, l'anziano subisce meno le conseguenze di questo tipo di violenza. Allora guardi, intanto bisogna sempre contestualizzare il fatto che gli anziani nel Veneto ultra 65 anni sono il 20%, quindi è un fenomeno che è sempre, più si allunga la vita, più naturalmente il fenomeno cresce. Oltre i 75 anni cominciano i veri problemi, si dice portatori di pluripatologie, si cominciano i veri problemi oltre i 75 anni. Da 65 a 75 anni, anche 78 anni, come dire, si è alla società e alla propria famiglia utili, come dicevo prima, se si ha un progetto di vita, perché non ci sono solo gli anziani che hanno loro bisogno. Il problema del bisogno normalmente comincia dopo i 75-76 anni, tant'è vero che ci sono delle statistiche, indagini sociologiche, per cui uno alla domanda tu quando sei anziano ti dice 75 anni, e se però la stessa domanda gli dici quando ti senti vecchio, lui ti dice 76-77 anni. Quindi il sentire comune e invece la scientificità più o meno coincidono. Cominciamo ad avere scientificamente bisogno dopo i 75-76 anni. E là è dove noi dobbiamo avere il massimo, tutti quanti assieme ai portatori di interessi, eccetera, debbano avere il massimo dell'attenzione. Su questo noi qualche tempo fa, assieme all'Anteas, la nostra associazione di volontariato con sociologi, abbiamo fatto un'indagine per capire chi è soprattutto l'anziano ultra 75enne, quanti sono soli e chi li accudisce. Abbiamo visto che il problema dell'anziano solo è un problema molto sentito soprattutto nelle zone periferiche, e il primo strumento di aiuto è sempre in linea diretta la famiglia, il figlio. Poi c'è la rete amicale, poi ci sono i servizi sociali, poi c'è il volontariato, infine ci sono i nipoti. Questa è la logica che è emersa in termini anche di minuti, di ore che uno dà
di aiuto a queste persone, e quindi tutti quanta questa rete bisogna che appunto faccia rete. Allora sentiamo l'altra telefonata. Pronto? Pronto? Sì? Pronto? Sì, buongiorno, può fare la domanda. Buongiorno. No, niente, mi sono sintonizzato soltanto da pochi minuti e devo dire che voglio fare dei complimenti, ecco. Vuole fare una domanda in particolare a qualche ospite? Perché siete... No, nessuna domanda, purtroppo sento un ritorno, nessuna domanda, devo dire soltanto che siete bravi. Io ho una mamma 92enne che per la quale vivo sempre di apprensione, e allora vi chiedo soltanto di incrementare i controlli, di incrementare l'attenzione, se vedo che c'è il sociologo, vedo che c'è le forze dell'ordine, quindi è giusto che ci diano da fare per una maggiore sicurezza nelle case, perché troppi casi purtroppo si sentono. Grazie per... Allora, abbiamo sentito incrementare i controlli, quindi anche prima si parlava dei poliziotti di quartiere, sono figure che sono importanti perché magari riescono a avvicinare e capire quali sono le problematiche dei vari quartieri. Sì, secondo noi un punto importante da sviluppare è quello dell'informazione preventiva, ovvero noi proprio con i poliziotti di quartiere che riescono a tessere una rete nella comunità molto fitta, abbiamo cercato di mettere in guardia la cittadinanza da quelli che possono essere i rischi a cui le persone anziane sono esposte. E in particolare un'iniziativa da parte della Questura di Padova è stata quella iniziata prima dell'estate, finalizzata proprio a sensibilizzare tramite uno spettacolo teatrale, perché ritenevamo che grazie al teatro c'era una possibilità di interagire in maniera diretta con le persone, e abbiamo simulato dei casi veramente accaduti, realmente accaduti su Padova, in modo tale da sensibilizzare gli spettatori su quanto è accaduto. Naturalmente questo è anche questo, fare prevenzione, far sapere alle persone quali sono i rischi, perché in realtà chi è malintenzionato e chi ha comunque chi deve delinquere agisce nel momento in cui la persona meno se l'aspetta. E invece riteniamo che con una preparazione preventiva, che può essere semplicemente anche il passaparola, il fatto di aver partecipato a questi incontri, parlare con l'amico e sensibilizzare su certe situazioni che poi sono sempre ricorrenti, non solo il fatto relativo alle truffe che eventualmente possono essere portate a termine, ma anche tutte quelle situazioni di pericolo che in qualche modo possono caratterizzare momenti della vita quotidiana del soggetto, devono essere preventivate, cioè bisogna evitare delle situazioni di pericolo in cui l'anziano si trova solo, particolarmente esposto, e quindi anche questo secondo noi è uno strumento da utilizzare. Anche perché poi si agisce con maggior tempestività e quindi si evitano. Sì, anche perché poi l'intervento inevitabilmente è successivo alla chiamata, cioè quindi vuol dire che qualcosa già non ha funzionato, e quindi per questo la prevenzione è lo strumento importante. In chiave repressiva ci sono anche degli strumenti importanti, cioè il legislatore è attento a queste dinamiche. Ricordo che ad esempio nel 2009 sono state emanate con una serie di leggi nel pacchetto sicurezza che prendevano spunto proprio da casi concreti. In particolare sono state emanate delle aggravanti di determinati reati, in particolare il furto, la rapina, che si caratterizzano per il fatto appunto di prevedere l'aggravante laddove la persona abbia appena usufruito di servizi da parte di istituti di credito, uffici postali, e questo è il frutto dell'esperienza, cioè nel senso che molte persone anziane appunto che venivano derubate sono state fatte oggetto di questa norma. Naturalmente la norma trova applicazione per tutti, però è a monte l'esperienza che ha portato a emanare questa norma.
Lei prima parlava anche delle badanti. Quanto è importante controllare questa situazione perché l'anziano non venga affidato magari delle persone che si approfittano sia della buona fede dell'anziano ma anche della famiglia della persona seguita? Questo è un problema grande, ma grande, perché nel nostro paese noi nella buona sostanza abbiamo delegato a queste persone che arrivano da altri paesi, altre esperienze, altre culture, la quasi totalità dell'assistenza ai nostri familiari, quelli che hanno più bisogno, che sono le persone più fragili, più esposte. Nel nostro paese ci sono circa, stime prudenziali, 800.000 badanti e sono di più dell'intero sistema dei dipendenti dell'intero sistema sanitario nazionale. Quindi è un fenomeno che va controllato, va gestito, va monitorato, va seguito. Perché sostanzialmente anche qua io dico la famiglia se non è più in grado di accudire l'anziano, la persona in stato di bisogno, o la famiglia in senso stretto o la famiglia in senso parentale, bisogna che ci sia un punto di riferimento, un controllo, una visita, qualcosa. Non si può delegare, pretendere di delegare in tutto a una persona che pur avendo buona volontà si trova intanto in un paese che non è il suo, in una cultura che non è il suo, qualche volta non riesce neanche a capire più di tanto l'idioma, la lingua di questo paese e deve entrare in contatto, in sintonia, in un sistema fiduciario con una persona che per sua natura lo vede come quasi un intruso che arriva in casa, perché l'estraneo che ti arriva in casa è un problema molto delicato, soprattutto per chi lo deve ricevere e che sa che è in uno stato di fragilità e di debolezza. Quindi lì qualche volta, come dire, ecco che la rete istituzionale degli sportelli del badantato deve verificare, istruire e in maniera che quando poi la mandi in quella casa sai chi mandi e finalmente è finito il fai da te, perché qualche volta va bene, qualche volta no. Può anche non andare bene e quindi poi si apre fuori un ventaglio di possibilità non sempre positive. Ecco, quindi quello è un fenomeno che va comunque monitorato, perché la delicatezza di quando ti arriva una persona in casa estranea e tu la devi accettare, io l'accetto se so che comunque ho una rete parentale e amicale o degli assistenti sociali per cui se ho bisogno di qualcosa so dove rivolgermi. Certo, voi avete seguito dei casi particolari in cui c'è stato una badante ha messo a rischio, possiamo dire così, la vita dell'anziano? Sì, guardi, spesso capitano dei familiari nei nostri uffici che ci fanno presente questo aspetto. Ci sono badanti molto molto intraprendenti anche sul piano dell'assistenza, quindi magari alterano un po' quelli che sono gli orari delle cure, eccetera. Noi continuiamo veramente a insistere sul fatto del coinvolgimento della famiglia, come diceva il mio collega Ferruccio. La famiglia deve essere attenta, non prevenuta, perché bisogna sempre aver fiducia nelle persone, però l'attenzione costante e continua, non si può delegare in toto a queste persone che già per conto loro hanno delle difficoltà. E poi ci sono i casi anche qui di persone che hanno dovuto essere allontanate perché hanno combinato anche qualche guaio. Spesso si prendono, ecco, dei familiari, li fanno arrivare dall'Italia magari senza il permesso e quindi familiari proprio, fanno arrivare dei familiari e quindi questo anziano si trova ad avere in casa un'altra persona, insomma, oltre alla badante. Ecco. Sentiamo la telefonata. Buongiorno. Buongiorno. Vuole rivolgere? Buongiorno. Prego, faccia pure la domanda. Buongiorno, io sono Claudio. Buongiorno. Buongiorno. No. Io sono Claudio. Sì, voleva fare una domanda a qualcuno degli ospiti?
Non so quale ospite. Lei faccia la domanda, poi vediamo chi risponde, va bene? Bene, grazie. Prego, prego, che la stiamo ascoltando. Allora, io sento Claudio. Bene, allora, io sono Claudio. Abbiamo capito, forse era una... Sì, allora, volevo chiedere a uno di loro, A lei... sì, a uno di loro, ma c'è sempre da fare. No, allora, volevo chiedere a uno di loro, non si può parlare in questo modo, ma senti sempre... Sì. Forse è un anziano che forse ha bisogno No, di... ma compagno, non si può parlare in due. Ecco, forse questo è un caso di... Questa è quello la che- badante. Sì, che suggerisce, che suggerisce. suggerisce al nostro amico Claudio qualcosa. Ecco, ecco, questi magari sono, abbiamo appena parlato di Sì, queste, sì, queste persone, anche il fatto di chiamare così in trasmissione potrebbe essere anche non sentirsi meno solo, avere una parola. Certo. Volevo aggiungere, se mi è concesso, un altro tassello sul problema della sicurezza, che non tutti lo sanno, e questo è anche prevenzione, anche questa. E parlo di quel servizio che la Regione Veneto da anni, tramite i comuni, insomma, dove si va a far domanda, eroga tramite una società e che paga profumatamente, e si chiama telesoccorso e telecontrollo. Allora, bisognerebbe trarre in ordine di idee che nel momento in cui, sempre all'interno della famiglia, succede che, ma non può essere anche un'altra persona, non solamente l'anziano, sente che non è più sicuro, magari ha un piccolo infarto, ha un piccolo ictus, ha qualcosa, non si sente più sicuro, non deve avere timore di chiedere, quasi vergognandosi di star male. E secondo me, una volta che un familiare lo sa, dovrebbe interessare intanto i servizi sociali, i quali a loro volta intervengono sulla persona interessata per far sì che questa si doti di questo strumento, perché che qua è una questione psicologica. Bisogna accettare anche di non essere più come prima, di avere bisogno. Allora questo è uno strumento per cui io me lo appendo al collo, me lo metto nel taschino, nel momento in cui io non ho qualche cosa che non va, un malore, lo premo, parte il segnale, arriva il segnale alla centrale operativa, la centrale operativa chiama subito o il parente o l'amico di prossimità, questo va a vedere, se non riceve il segnale partono e vanno a casa a vedere cosa è successo. O interpellano le forze dell'ordine. Questo ha salvato la vita a tante persone, perché voi capite che l'ictus, l'emorragia cerebrale, l'infarto, lì è una questione di tempestività, di intervenire con tempestività. Ecco, oltre a questo, e quando ho bisogno, la centrale operativa ti chiama ogni 3 giorni, ogni 4 giorni, ogni quanto prevede il contratto. E quindi ti chiede, Piero o quello che si chiama, come stai, come va? Se ha la risposta, bene, se non ce l'ha, riprende lo stesso criterio di prima, la routine di prima, si informa e casomai parte e vanno a vedere. Ecco, questo è uno strumento che va conosciuto. Noi siamo in chiusura, quindi sintetizzando in questo ultimo minuto un appello, un consiglio agli anziani ma anche ai familiari perché si evitano episodi di violenza, insomma. Ecco, io l'ho sentito il termine spessissimo oggi, la rete. È importante veramente per l'anziano che si senta in rete con gli altri, in comunicazione, e che i familiari cerchino di ampliare questa rete. È questo che salva le persone. Allora, con queste parole chiudiamo questa puntata di Linea Diretta. Vi ricordo che parleremo ancora di sicurezza per gli anziani. Nella prossima puntata, il 21 ottobre, si parlerà in particolare di truffe agli anziani e quindi come evitare anche questi episodi così spiacevoli. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata in nostra compagnia.